Si arrivava dal Trentino al Veneto, ha vinto un padovano battendo in volata un friulano. La sublimazione del Triveneto nella prima delle 4 tappe a nord-est del Giro d'Italia che decideranno con ogni probabilità le sorti della corsa ciclistica prima della passerella di domenica con un circuito a Roma. Alberto Dainese ha fulminato lo sprint, Jonathan Milan nello scatto finale della 17ª tappa da Pergine Valsugana a Caorle, che ha confermato in maglia rosa Thomas Geren davanti al portoghese Pedro Almeida e allo sloveno Primoz Roglic. Una tappa caratterizzata come previsto da una lunga attesa della volata, dove magari ci si attendeva nomi noti come l'inglese Cavendish o il colombiano Gaviria. Invece, dopo una fuga di 4 gregari, negli ultimi 30 km di corsa da Jesolo all'arrivo di Caorle, gli italiani hanno preteso il loro spazio, con Dainese e Milan protagonisti di una entusiasmante rimonta. La 18ª tappa da Oderzo a Val di Zoldo è un tosto assaggio di montagna prima dei tapponi alpini. L'arrivo di Caorle ieri è stato strepitoso, tanta gente, un bel arrivo per velocisti e ha vinto un Veneto, ha vinto Dainese. Oggi c'è questa tappa impegnativa con l'arrivo in Val Zoldana, quindi l'occasione di valorizzare la Val Zoldana, che è una parte stupenda ovviamente delle valli bellunesi, e poi la partenza da Longarone su 13.000 Varedo, che è l'apoteosi, è la storia, è il tappone dolomitico che tutti gli sportivi si aspettano ad ogni edizione del Giro. Dopo la partenza di Oderzo e un giro dei ciclisti intorno alla città, il cosiddetto chilometro zero è sulla provinciale Cadore Mare. I passaggi per Lutrano, Fontanelle e Codogné sono l'ultimo tratto in pianura prima della salita sul Cansiglio e dal passo della Corsetta via via sempre più su fino al traguardo posto a Parafavera in Val di Zoldo. Una buona preparazione al primo dei 2 veri tapponi dolomitici di venerdì con destinazione Tre Cime di Lavaredo.